Bentornati in diretta, buonasera al direttore di Tele4 Luigi Bacialli. Buonasera direttore. Buonasera Laura, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Allora, come commentiamo questo momento particolarmente delicato dello scenario internazionale? Mi riferisco in particolare alla crisi Medio Oriente, alla guerra in Medio Oriente, a Gaza, alla striscia di Gaza. Ci sono state anche delle manifestazioni recentemente anche qui a Trieste, sembrano tutti essersi accorti insomma di quello che sta succedendo, dell'escalation che sta uccidendo insomma tante persone. Sì, è una catastrofe umanitaria. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha invitato Israele a cessare subito il fuoco, a riprendere gli aiuti umanitari, a smettere di bombardare la popolazione civile. Sono morte migliaia di persone, pur comprendendo tutti la rabbia di Israele per la strage del 7 ottobre. Israele rischia di passare, se non è già accaduto, dalla parte del torto, perché non si può, anche come nella legittima difesa, no? C'è una proporzione tra l'attacco che si è subito e la risposta che si deve o si vuole dare. Qui si sta veramente eccedendo e si è già ecceduto, e non è possibile assistere inermi a questo massacro di persone innocenti. È chiaro che Israele vuole distruggere Hamas, ma non è che il fine possa sempre giustificare il mezzo. Non si può sterminare una popolazione per eliminare una cellula eversiva, tra l'altro delle dimensioni di Hamas, con terroristi che una volta uccisi poi si riproducono, cioè ne uccidi uno e ne saltano fuori altri due, per cui è un'operazione che comunque non si può portare a termine sacrificando la vita di migliaia di persone che non c'entrano nulla. Questo vale per Israele come deve valere per qualsiasi altro paese civile. È quello che poi sta in qualche modo accadendo anche in Ucraina, dove si continua a colpire da una parte e dall'altra, perché ci sono attacchi di droni da parte della Russia, attacchi a parte di Kiev, con due protagonisti purtroppo della nostra storia contemporanea che stanno davvero portando al massacro tantissime persone in una lotta senza via di uscita, perché nessuno dei due vuole fare un passo indietro, con Trump che fa peraltro anche la figura di quello che aveva promesso Mario Monti, e dopodiché si ritrova, doveva risolvere la guerra in 24 ore. Abbiamo visto come l'ha risolta, no? Per visto. Ora. In che posizione adesso è Trump? Si sta ancora attivando, insomma, però vediamo che i risultati non sono quelli annunciati, no? Sì, Trump ha perso le staffe, lo si può anche capire, comprendere, perché Putin non gli dà più retta. Lui sperava di poter sfruttare la vecchia amicizia con il presidente russo, che però invece non vuole sentirne di fermarsi, continua ad andare avanti, non vuole sentir parlare di negoziati, di rinunciare a territori già conquistati. La situazione poi è precipitata quando l'altro giorno il cancelliere tedesco Merz ha detto che l'Ucraina può disporre di missili a lunga gittata. Di qui anche una reazione furibonda di Mosca, di nuovo una l'ira di Trump, l'ira di Putin, insomma sono persone che non si riesce in qualche modo a calmare. Gli psicologi parlano di narcisismo, di una protervia che deriva da un ego smisurato di ciascuno di questi uomini, per cui veramente siamo nelle mani, come dicevamo anche l'altra volta,
di persone che non vogliono sentire ragione e si spera che non sia vero quello che ha detto Trump l'altro giorno, cioè che Putin sarebbe impazzito. Mi pare che così anche con questa dichiarazione, è vero? Sì, una dose di follia mi pare che accomuni tutti questi uomini che stanno veramente terrorizzando il mondo. È vero, uno scenario davvero preoccupante su più fronti. Tornando invece a cose più vicine a noi, alla politica nostrana, hai visto, direttore, insomma c'è stata questa crisi qui in regione, poi rientrata con Massimiliano Fedriga che ha incontrato alla fine appunto la Premier Giorgia Meloni. Il nodo del contendere all'inizio, insomma, dalle parole del ministro Ciriani doveva essere la sanità, sì, in particolare la sanità pordenonese. È chiaro che il convitato di pietra era il terzo mandato, no? La questione, certo, eterna del terzo mandato. Sì, diciamo che la Ciriani ha sparato sulla sanità, in particolare così, ha criticato la sanità nell'ospedale di Pordenone e ovviamente questo è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un rapporto comunque molto, molto difficile tra la Lega e Fratelli d'Italia, tra la Lega e Massimiliano Fedriga, in questo caso il governo, perché devo dire che Fedriga ha ragione quando, pur dicendo che il terzo mandato non c'entra, il governo ha impugnato la legge della provincia autonoma di Trento che avrebbe consentito al presidente Fugatti di fare un terzo mandato. A questa decisione è collegata anche la vicenda del terzo mandato del Friuli Venezia Giulia. Ha ragione Fedriga perché le regioni a statuto speciale hanno la possibilità di darsi il numero di mandati che vogliono, non come le regioni ordinarie. Infatti il Consiglio di Stato e Corte Costituzionale soprattutto hanno ribadito che il terzo mandato nelle regioni ordinarie non si può fare, tant'è vero che Luca Zaia in Veneto deve rinunciare ad un altro mandato da Presidente. Questo però non vale per le regioni a statuto ordinario, per cui è davvero, io credo, una scelta politica e anche una dimostrazione di prepotenza da parte del governo nel non tener conto della peculiarità delle regioni autonome, e quindi Fedriga ha tutte le ragioni per perdere la pazienza e per inalberarsi come è successo. Ti ricordi che l'avevamo soprannominato il falco dei modi gentili, no? È vero. Però rimane un falco, per cui non è che gli si può, non si può pensare di togliergli una penna senza che togliergli le penne senza che reagisca, e così ha fatto, ed è una vicenda ancora aperta, anche se le possibilità che Giorgia Meloni e il suo governo decidano diversamente sono sempre più flebili, insomma. Sono sempre più appunto lontane da quel punto, sì, di vista. Allora, direttore, io ti ringrazio per questo commento, insomma, sempre naturalmente sul pezzo. Dico anche ai nostri telespettatori che ci occuperemo ancora di un altro del caso Resinovic, naturalmente, perché dura ancora, no? Questo caso ancora non è risolto, con tutte le novità nella puntata di domani di Ring, con approfondimenti, ma anche poi nei nostri telegiornali, come avete già visto questa sera. Allora grazie al direttore Luigi Baccialli e ci rivediamo mercoledì prossimo. Certo, grazie Laura, grazie a te, buon lavoro, buonasera a tutti, grazie, arrivederci. Grazie, buona serata anche a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata.
motociclista morto in uno scontro frontale con un'auto in strada del Friuli, è successo nella notte, si chiamava Matteo Millo, di 21 anni. Un'altra richiesta di incidente probatorio del PM Ilaria Iozzi per nuove analisi sui reperti del caso Liliana Resinovic, in 15 punti le nuove analisi indicate dal documento. Scritte con insulti al sindaco Polidori comparse in varie zone di Muggia, alla base una possibile vendita del castello per la quale il comune non c'entra nulla. Il gruppo Roncadina ha confermato il ritiro dall'operazione di acquisizione di Tirso. Dal 13 giugno 160 lavoratrici e lavoratori saranno licenziati. Via libera dal Senato alla riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, nuovo passo avanti verso il ritorno delle province come ente intermedio. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. L'Osteria Marino di Trieste festeggia 100 anni d'attività. Lo storico locale ha attraversato tutto un secolo raccontando la storia di Trieste. Dal campo da basket alla ricerca scientifica, Trieste si mobilita con sport e solidarietà per sostenere AIRC nella lotta contro il cancro. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Un ragazzo di soli 21 anni in sella alla propria moto questa notte ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un'auto in strada del Friuli. Il giovane è morto sul colpo, inutili purtroppo le manovre di rianimazione. Si chiamava Matteo Millo. Vediamo il servizio di Gianluca Paladini. Terribile schianto frontale questa notte in strada del Friuli, nessuna speranza per un ragazzo di 21 anni morto sul posto. La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. Matteo Millo, il nome del giovane motociclista. Il Centauro stava percorrendo la strada in prossimità di una curva poco prima dell'abitato di Contovello, in uscita da Trieste. Il 21enne si è schiantato contro un'auto Fiat Panda con a bordo 2 anziani che proveniva dal senso di marcia opposto. Secondo quanto appreso, il ragazzo, che davanti a sé aveva un'altra motocicletta, avrebbe eseguito una manovra di sorpasso prendendo larga la curva. L'impatto con l'automobile è stato inevitabile e devastante. Il 21enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato malamente sull'asfalto, finendo addosso al guardrail. Anche l'altro giovane motociclista è rimasto coinvolto nell'incidente, ma senza riportare ferite gravi. Lievemente feriti anche i 2 anziani a bordo della Fiat Panda. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, insieme agli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente e ai vigili del fuoco. Il giovane era in arresto cardiaco, inutili le manovre di rianimazione, troppo gravi i vari traumi riportati al torace, all'addome e alla testa. I medici hanno soccorso anche l'altro Centauro, che non aveva potuto evitare l'impatto con i mezzi che aveva davanti a sé. Il giovane è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice verde. Il pubblico ministero Ilaria Iozzi, nella nuova richiesta di incidente probatorio depositata al GIP, indica in 15 punti i temi di approfondimento per nuove analisi sui reperti per il caso della morte di Liliana Resinovic. Vediamo. Sono 15 i punti su cui si focalizza la richiesta di incidente probatorio che il pubblico ministero Ilaria Iozzi ha depositato al GIP Flavia Mangiante per chiedere nuovi esami sui reperti già analizzati per il caso Liliana Resinovic. Viene richiesto un vero e proprio riesame, secondo quanto sarebbe scritto sul documento. Il PM chiede analisi dattiloscopiche, merceologiche e genetiche, estrazione e verifica del DNA, con sequenziamento ultramassivo anche alla luce delle nuove tecnologie. Insomma, la richiesta è chiara, va rianalizzato tutto: il cordino che avvolgeva il collo di Liliana, il materiale trovato sotto le suole delle scarpe, l'impronta guantata rinvenuta su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo della donna, i peli trovati sui sacchi e sui vestiti di Liliana e molto altro. 15 punti fra elementi già analizzati e di nuovi per avvalorare la tesi dell'omicidio. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, è l'unico indagato per la morte della moglie. Invece gli avvocati di Sebastiano, Paolo e Alice Bevilacqua, hanno tempo fino a domani per sciogliere la loro riserva di incidente probatorio. Richiesta incentrata su analisi medico-legali, come la lesione alla vertebra toracica T2 di Liliana.
Una frattura che secondo la consulenza medico-legale dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo era già presente al momento dell'attacco dell'8 gennaio 2022, 3 giorni prima dell'autopsia. Frattura che invece non è stata rilevata dalla consulenza del radiologo Cavalli e del medico legale Costantinides. E poi c'è l'altra richiesta di incidente probatorio, la prima depositata lo scorso 21 maggio, sempre dal PM Iozzi. L'udienza, già fissata per il 23 giugno, è volta ad acquisire la testimonianza dell'amico intimo di Liliana, Claudio Sterpin, in ordine ai suoi rapporti con Liliana, a quelli della vittima con il marito Sebastiano, a quelli della coppia Resinovic-Visintin e la loro cerchia di amici. I legali di Sebastiano si erano opposti a questa richiesta del PM, in quanto Sterpin, si legge nella nota degli avvocati, non è un teste chiave sul contesto omicidiario e perché le sue documentazioni di salute non sono certificate. Secondo il GIP, invece, Sterpin possiede i requisiti per il carattere dell'urgenza dell'incidente probatorio, rientra nella categoria dei cosiddetti grandi vecchi, si legge nell'ordinanza, vale a dire le persone di età compresa fra gli 85 e i 99 anni. Sterpin, viene ricordato nel documento, ha dichiarato nel corso di alcune interviste di soffrire di una grave patologia. Ad ogni modo, scrive il GIP, bisogna tenere conto dell'età di Sterpin ben superiore all'aspettativa di vita media, a prescindere dalla patologia di cui lo stesso ha riferito di essere stato colpito. Una donna di 59 anni è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale in Slovenia dopo essere stata attaccata da un orso bruno ai margini di un bosco in un comune suburbano a sud-est della capitale Lubiana. L'incidente è avvenuto martedì sera. La donna è stata aggredita mentre portava a spasso il suo cane. Attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale di Lubiana e rimane in condizioni critiche, ha riferito la polizia. L'attacco è avvenuto pochi giorni dopo che il Ministero sloveno delle risorse naturali ha approvato l'abbattimento di 206 orsi bruni al fine di controllare la fiorente popolazione di plantigradi che vive in Slovenia. Ancora cronaca, scritte sui muri a Muggia con insulti al sindaco Paolo Polidori, apparse nottetempo. Polizia locale e Digos indagano. Il primo cittadino ha commentato l'accaduto con l'amarezza di vedere queste frasi vicino a casa sua, ma con la fermezza di voler trovare i responsabili. Vediamo. Un imbrattamento, quello di Muggia, che ha pochi precedenti per il numero di scritte, per l'inutilità tra l'altro delle scritte, perché fanno riferimento a una vendita di un castello, quindi una transazione tra privati dove io assolutamente non c'entro nulla, anzi avrei cercato, anche pensato di comprare il castello come comune di Muggia, ma poi tra le spese di investimento e le spese di manutenzione ovviamente sarebbe una cosa insostenibile. Una decina di scritte ingiuriose contro il sindaco di Muggia Paolo Polidori apparse in vari punti della città, dai muri di alcune abitazioni vicino a casa del primo cittadino alla stazione dei bus e su un mezzo stesso della Trieste Trasporti. Alcune scritte fanno riferimento a una probabile acquisizione del castello di Muggia da parte di una cordata statunitense. Sembrerebbe questo dunque il movente, peraltro una trattativa fra privati per la quale l'amministrazione della cittadina rivierasca non c'entra nulla. Polidori guarda in prima battuta alla sua persona e la sua famiglia. Quello che mi dispiace è che queste scritte siano state fatte sui muri della città, sui muri delle case di privati, vicino a casa mia, quindi la preoccupazione anche per le mie figlie sicuramente c'è, e da questo punto di vista però mi conforta la solidarietà da parte di tante persone che mi stanno mandando messaggi, che mi stanno scrivendo, e quindi ovviamente io ho la scorza dura e quindi da questo punto di vista diciamo sono anche abituato, ecco, non mettiamo in mezzo la mia famiglia, perché a quel punto la cosa è stata grave per quello. Il sindaco poi commenta con un cenno politico riguardo tutto l'accaduto. Evidentemente certe cose succedono soltanto da una parte politica e mai dall'altra parte. E questo fa veramente pensare a chi poi parla di antifascismo, di pace, di democrazia, di rispetto per le idee altrui, anche se in questo caso parliamo di cose assolutamente inesistenti come la vendita del castello di Muggia. La polizia locale sta procedendo con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la Digos invece con accertamenti sul caso.
Ennesima truffa ai danni di una donna anziana si è consumata nei giorni scorsi in via del Ghirlandaio. I truffatori si sono presentati a casa della vittima e si sono fatti consegnare con l'inganno circa 200 grammi di oro, una quantità che immessa sul mercato potrebbe fruttare un guadagno di circa 20.000 euro, tenendo conto che il prezzo dell'oro al grammo si aggira intorno ai 95 euro. La signora ha riferito alla polizia di non aver chiamato subito le forze dell'ordine perché in stato confusionale. Presente durante la truffa anche il figlio della donna che si è recato allo sportello Bancomat per prelevare anche dei contanti poi consegnati ai malintenzionati. I due hanno dichiarato di avere un appuntamento con i truffatori, anche di aver preso un appuntamento anche per il giorno dopo per consegnare loro altri beni, ma hanno deciso invece di rivolgersi alla Polizia di Stato che ora sta indagando sull'accaduto. Verso il licenziamento, i 160 lavoratori e lavoratrici della Tirso dal vertice di oggi pomeriggio in Regione è emerso che Roncadin ha confermato di non voler proseguire con l'acquisizione dello stabilimento delle Noghere. Vediamo. Non è andata bene, avevamo una piccola speranza che Roncadin rientrasse e la Regione l'ha incontrato ieri, però non ci sono più i presupposti. Questo vi hanno comunicato in Regione, che cosa succede adesso? Adesso attendiamo ancora fino al 12 giugno per la procedura negoziata. Il famoso professionista che è stato nominato ancora all'inizio di tutto questo procedimento dovrà vedere se c'è la possibilità di proroga della cassa integrazione straordinaria. Male perché la Regione si è impegnata fino all'ultimo giorno a lavorare con questo Roncadin che alla fin fine ha trovato, secondo loro, delle scuse banali per tirarsi indietro e ormai i tempi sono strettissimi, abbiamo ancora 10 giorni fino al 12 di giugno per trovare un altro imprenditore, che sarà impossibile, e noi alla fin fine io ho chiesto alla Rosolén, dopo il 12 giugno dobbiamo ritenerci licenziate? In teoria sì. La delusione sui volti delle lavoratrici e dei lavoratori della Tirso è evidente dopo l'incontro in Regione che ha di fatto confermato lo scenario delineatosi nelle ultime settimane. La Roncadin si è sfilata dalla trattativa. Il 12 giugno 160 persone saranno licenziate. I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dagli assessori Bini e Rosolén, presente Confindustria. È un imprenditore che fa atti formali e si impegna formalmente con una giunta regionale, insomma io penso soprattutto un imprenditore importante come Roncadin abbia preventivamente analizzato la situazione in campo, insomma stento a non credere che un imprenditore si butti così senza un'analisi preventiva approfondita. Sperate di trovare altre imprese interessate? Ma insomma la Regione continuerà fino all'ultima ora a lavorare al fine di, però insomma il tempo purtroppo ci è stato sottratto. Dal 12 giugno i 160 lavoratrici e lavoratori sono senza lavoro. Sono senza lavoro e si procederà con i licenziamenti. La Regione ha messo, comunque si sta attivando per le politiche attive del lavoro e per il ricollocamento. Via libera del Senato alla riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, nuovo passo in avanti verso il ritorno delle province come enti intermedi. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Sentiamo Bernardo Gulotta. Il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, aprendo la strada al ripristino delle province. Dopo il primo sì della Camera lo scorso ottobre, il testo ha ottenuto il via libera anche da Palazzo Madama. Ora si attende una doppia lettura, a distanza di almeno 90 giorni l'una dall'altra, per l'approvazione definitiva prevista entro fine anno o inizio 2026. Stiamo assolutamente seguendo quelle che erano le nostre previsioni. Avevamo detto maggio la prima lettura al Senato, poi sappiamo che c'è tra il primo e il secondo passaggio 3 mesi di pausa obbligatoria previsti per legge in cui non si possono fare ulteriori votazioni, ma noi avevamo detto in autunno. Se non sarà autunno saranno i primi mesi del 2026, quelli della seconda lettura tra Camera e Senato. In ogni caso per la primavera prossima noi avremo a casa sicuramente quella competenza specifica che ci permetterà di normare. Quando dico ci permetterà di normare, ovviamente dico che ci permetterà di portare una legge su cui stiamo già lavorando ovviamente da anni, che è quindi già sostanzialmente pronta e
e che ci vede preparati per affrontare questa sfida, che è una sfida di buon senso, perché riavviciniamo di nuovo il potere, le funzioni a servizio dei cittadini e i soldi spesi dai cittadini alla scelta dei cittadini. Il provvedimento inserisce gli enti di area vasta tra quelli locali, con organi eletti direttamente, e affida alla Regione la disciplina su istituzione, confini, funzioni e modalità di governo. Intanto gli uffici regionali sono già al lavoro per predisporre gli atti necessari alla creazione dei nuovi enti intermedi. L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Orberti rimarca l'importanza della creazione di un ente intermedio fra i comuni e la regione per tutte quelle materie che hanno necessità di un soggetto unico e dedicato che se ne possa occupare a tempo pieno. I comuni amministrano un territorio, le regioni hanno il compito di programmare e fare le leggi, ma quando si parla di amministrazione, ma non di un territorio piccolo come quello di un comune, ma di un territorio più vasto come quello delle ex province, serve un ente intermedio, perché non c'è altrimenti un ente che lo fa. E quando decidi di abolire le province e spostare tutte quelle competenze in regione, attribuisci una funzione a un ente che non è stato costruito per esercitarle, e quindi rendi il tutto molto più complesso e anche dispendioso e meno efficiente. Presentata adesso estate la rassegna di iniziative per la stagione estiva lanciata dalla Civica Adesso Trieste. Vediamo. Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, oggi avete presentato Adesso Estate, di che cosa si tratta? È la nostra rassegna estiva che quest'anno vedrà innanzitutto 4 eventi organizzati alle officine sociali di Borgo San Sergio in via di Pecco su 4 temi che ci stanno particolarmente a cuore. Il primo evento, che sarà giovedì 5 giugno sui 5 referendum dell'8 e 9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza. Poi avremo il nostro report di mandato che ogni 6 mesi come gruppo consigliare di Adesso Trieste presentiamo ai elettori e simpatizzanti, sarà giovedì 12 giugno. Il 19 giugno parleremo di adolescenti, di politiche giovanili e di come costruire rapporti tra generazioni che oggi sembrano particolarmente incrinati. E infine il 26 giugno, quindi quarto giovedì di giugno, parleremo di spazi e attività culturali con gli operatori culturali, con gli organizzatori di eventi che molto spesso a Trieste lamentano la mancanza di spazi e di occasioni appunto di socialità e aggregazione. Lo faremo alle officine sociali di Borgo San Sergio a partire dalle ore 18 e poi ogni sera, dopo la parte di dibattito, di confronto, ci sarà anche un concerto ad ingresso libero, perché abbiamo concepito questi momenti non solo come momenti di approfondimento ma anche come momenti di socialità. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo con una celebrazione della triestinità, possiamo dire così, perché oggi la storica Osteria da Marino compie 100 anni, un secolo di storia triestina tra i tavolini del locale del ghetto, dall'apertura come caffetteria alla chiusura nel 40 a causa delle leggi razziali, fino alla nuova gestione da parte di giovani imprenditori. C'erano anche le autorità, c'era anche il sindaco di piazza questo pomeriggio alla festa per celebrare questo centenario. Allora vediamo insieme il nostro servizio. Comune Trieste, all'Osteria da Marino, in segno di stima e apprezzamento per il traguardo di 100 anni di attività. Anche il sindaco di piazza è uno dei principali avventori, insomma, storici del locale da Marino. 50 anni fa abbiamo passato dai 20 in poi, io ne ho 70, per cui si veniva qua da Marino fino alle 3-4 del mattino. Poi uscivo, dicevo ciao ragazzi, buonanotte, e mi arrivava il secchio d'acqua perché la via era stretta con questa voce che ho. Un secolo di storia tra i tavoli in legno dell'Osteria da Marino, ritrovo per tantissimi triestini, amici, studenti, colleghi, per diverse generazioni e meta pure di turisti e personaggi famosi dello sport, della musica e dello spettacolo. A volere la festa per i 100 anni di Marino sono stati i nuovi gestori Ivan e Nils, 2 giovani già clienti del locale che si sono impegnati nel tramandarne la tradizione e la storia. Qui abbiamo il documento originale, il primo documento che attesta l'esistenza di Marino, dell'Osteria da Marino, 28 maggio 1925 però. Sì, esatto, infatti siamo fortunati perché chiunque ha portato avanti Osteria da Marino ha sempre preservato la storia che lo precedeva, e infatti abbiamo qui il documento ufficiale che attesta la licenza della prima apertura.
da parte di Samuele Cesana il 28 maggio 1925, e poi ho anche altri documenti che attestano purtroppo la chiusura l'8 maggio invece 1940 a causa delle origini ebraiche di Samuele, quindi che era stato costretto a chiudere l'esercizio. Prima all'inizio ero un cliente fisso, come tanti altri, ero tanto appassionato di vino e grazie a Mauri, che cercava una persona che vada avanti con l'Osteria da Marino e che mantiene tutta la tradizione, e ovviamente che ho accettato subito. E niente, praticamente adesso andiamo avanti e speriamo di fare il meglio possibile. Maurizio Boz è il proprietario precedente, il gestore precedente dell'Osteria da Marino. I miei ricordi particolari sono nei primi anni che eravamo, abbiamo avuto notti e serate meravigliose, cantando, raccontandoci barzellette, questo era proprio un posto dove stare tutto il giorno. Una notizia che riguarda una attivista triestina, un'altra richiesta di sorveglianza speciale, la seconda in circa un anno per l'attivista animalista triestina Laura Zorzini. Anche in questo caso l'istanza, questa volta avanzata dalla Procura di Trieste su impulso dei Carabinieri di Mantova, viene rigettata dal Tribunale, così come accaduto nel caso precedente l'anno scorso, 17 aprile dell'anno scorso. Si tratta di una misura di prevenzione che prevede limitazioni della libertà personale diverse a seconda dei casi per persone che non hanno rispettato l'avviso orale del questore. La richiesta più recente invece è stata avanzata dalla Procura di Trieste su impulso dei Carabinieri appunto di Mantova, che hanno agito in seguito a un imbrattamento, una decina di condanne sempre a carico di Zorzini, una per imbrattamento e deturpamento, le altre per violazioni di fogli di via. Dal campo da basket alla ricerca scientifica, Trieste si mobilita con lo sport e la solidarietà per sostenere l'AIRC nella lotta contro il cancro. Vediamo. Sport, solidarietà e ricerca tornano protagonisti a Trieste con la seconda edizione di A Canestro per la ricerca, in programma dal 17 al 22 giugno, un evento che unisce divertimento e impegno coinvolgendo l'intera città in una grande mobilitazione a favore della Fondazione AIRC e dei suoi 5.400 ricercatori impegnati ogni giorno nella lotta contro il cancro. Dopo il successo dello scorso anno, l'iniziativa, guidata dal cestista triestino Stefano Bossi, si rinnova con un'edizione ancora più ricca, inserita nelle celebrazioni per i 60 anni di AIRC. Il messaggio è chiaro, il cancro si combatte anche con la prevenzione e con il sostegno alla ricerca, e la città risponde con entusiasmo grazie al supporto del Comune di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo FVG e di numerosi altri partner locali come l'Agenzia Creativa. Unire la pallacanestro al mondo della ricerca chiaramente permette ai ragazzi anche più giovani non solamente ad avvicinarsi al mondo della ricerca ma della prevenzione, cosa che è fondamentale per tutti i ragazzi più giovani. Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 giugno da Italy, main partner dell'evento, con una degustazione assieme al cestista Francesco Candussi e a seguire una charity dinner con lotteria e asta solidale. Grazie alla Creativa e a tutti i nostri partner abbiamo aggiunto una serata post torneo, un aperitivo che si terrà a Piazzale Straudino, abbiamo aggiunto una degustazione dei vini prima della cena in modo tale da sensibilizzare, da avere sempre maggiore pubblico che si affaccia a questa manifestazione. Il weekend del 21 e 22 giugno sarà invece tutto dedicato al basket. In Piazzale Straulino andranno in scena tornei 5 contro 5 under 17, sfide solidali e il Memorial Dario Bossi, accompagnati da animazioni, stand informativi e attività per tutte le età. Sabato e domenica ci saranno degli stand dove ci saranno dei giochi come dei tiri liberi oppure anche delle basiche postazioni in cui si potranno acquistare le magliette del torneo, e tutti i fondi chiaramente andranno devoluti in beneficenza all'AIRC. La festa post partita del 21 chiaramente tenuta da Creativa, tutte le consumazioni, perché ci sarà anche chiaramente la somministrazione, tutte le consumazioni andranno in beneficenza. Allora, una notizia dell'ultima ora: il presidente della Conferenza delle Regioni e della nostra regione, Massimiliano Fedriga, oggi ha incontrato il ministro della Salute Orazio Schillaci sul decreto relativo ai poteri sostitutivi per le liste d'attesa. Un incontro molto positivo, ha detto il presidente Fedriga, che accoglie le istanze delle regioni per finalizzare il testo del decreto riguardante i poteri sostitutivi in caso di inadempienze sulle liste appunto d'attesa in sanità.
sul quale lo scorso 17 aprile la conferenza Stato-Regioni non aveva raggiunto l'intesa. Questo ha reso noto durante il colloquio con il Ministro, ha detto ancora Fedriga: ho espresso la più ampia volontà del sistema Regioni a collaborare al fine di arrivare a una soluzione sostenibile e adeguata a garantire ai cittadini tempi e procedure efficaci per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Torna nel prossimo fine settimana a Trieste la Mittel European Race, salita della Trieste Opicina, con le tappe automobilistiche nei luoghi più suggestivi della regione e della vicina Slovenia. Tanti eventi organizzati tra gli stand di Piazza Unità. Vediamo. Dal 29 maggio al 1 giugno Trieste si prepara ad accogliere la 9ª edizione della Mittel European Race, la salita della Trieste Opicina, un evento internazionale iscritto al calendario ACI Sport e coorganizzato dal Comune, che anno dopo anno unisce la passione per l'automobilismo storico e moderno alla valorizzazione del territorio. Ci riserva delle novità che sicuramente, oltre ad essere il 9° anno, e perciò ci dà lustro il fatto che comunque ogni anno ci siamo e cresciamo, quest'anno abbiamo un evento importante che è un grande evento autovetture moderne, dove avremo la partecipazione di molte Ferrari e che ci fa ben sperare che questa, diventando un campionato italiano di grandi eventi. Il percorso, completamente rinnovato, si articolerà in 2 giornate, venerdì 30 maggio in regione, sabato 31 oltre i confini nazionali in Slovenia. Il percorso si svolgerà praticamente da Trieste, andremo verso Aquileia, Strassoldo, Palmanova, Borgo Nonino, poi andiamo fino a Fagagna al Castello di Susans, per andare a Gemona, Montenars, Cividale, Butrio, il castello di Butrio, poi scendiamo giù sulla Rapacis e torniamo poi a Trieste il primo giorno. Il secondo giorno invece il percorso si svolgerà molto in Slovenia. Avremo anche un incontro con le autorità di Gorizia 2025. Grande novità di quest'anno, oltre al discorso del campionato grandi eventi, abbiamo organizzato assieme all'associazione Orizzonti Fotografici un concorso di fotografia. Quindi a tutti i fotografi appassionati invito a venire a fotografare in tutta la regione, per cui noi passiamo appunto da Trieste fino ad arrivare a Gemona, quindi le varie possibilità sono infinite. Vi ricordo che domani mattina ci saranno ospiti in studio a Sveglia Trieste l'assessore Massimo Tognolli e Roberto Treu della CGIL. Ora invece non andate via, perché c'è il consueto commento del mercoledì del nostro direttore Luigi Baciaglia. Fra poco.